Inizia ufficialmente la stagione estiva a Palma di Montechiaro dopo il rilascio dell'autorizzazione demaniale da parte della Regione Sicilia. Il sindaco di Palma, Stefano Castellino, ha dato l'ok a Palma Ambiente, diretta da Mario Stagno, sotto la supervisione dell'area tecnica numero 6, diretta dall'architetto Inguanda, che coordina il tutto, di avviare i servizi di pulizia delle spiagge con bonifica quotidiana degli arenili autorizzati. Sono stati posizionati, sempre a cura della società Palma Ambiente, i cassonetti per la raccolta differenziata in spiaggia e sono stati attivati i servizi di salvataggio. Una cooperativa di bagnini garantirà il controllo delle spiagge libere autorizzate alla balneazione dal 1 luglio al 1 settembre. Anche quest'anno, afferma il primo cittadino di Palma Castellino, siamo nelle condizioni di garantire giornalmente la pulizia in tutti gli arenili comunali. Il decoro delle spiagge è un biglietto da visita indispensabile per tanti bagnanti che ogni giorno si recano nel nostro mare. Invito pertanto i bagnanti a osservare un comportamento civile, visto che nelle spiagge ci sono i cassonetti e i cestini dove gettare i rifiuti. Questo quanto affermato dal primo cittadino di Palma, Stefano Castellino.